A Natura Donna Impresa è una manifestazione che è nata nel 2010 da due giovani donne, una sono io e sono Paola Sammarro e l'altra è Caterina Misuraka, ed è nata con l'intento di promuovere e mettere in sinergia donne che fanno piccola impresa e che operano in maniera ecosostenibile. Dal 2010 il progetto si è sviluppato grazie alla collaborazione dello Spazio Asti 17 che ospita la manifestazione e appunto l'intento è quello di mettere in mostra, in evidenza il lavoro di donne che sono designer, che sono artigiane, che fanno sperimentazione, che investono in Italia, producono in Italia e presentano un Made in Italy concepito con canoni differenti dai soliti. Natura Donna Impresa è patrocinato dalla provincia di Milano e ha l'intento di arrivare all'Expo 2015 con una manifestazione che racchiuda tutto quello che è stato il percorso fino adesso. Hanno partecipato fino adesso all'incirca una settantina di designer e speriamo di arrivare al 2015 avendone tantissime. Abbiamo coinvolto un sacco di appunto artiste, ma anche associazioni benefiche quale Amnesty e altre. La manifestazione non ha solo l'intento di promozione verso giovani talenti, donne, ma è una manifestazione che si pone l'intento anche di promuovere quello che è il concetto di donna, dunque anche da un punto di vista etico. Abbiamo inaugurato la Natura Donna Impresa con la richiesta da parte delle designer e delle visitatrici di indossare delle scarpette rosse per appunto richiamare l'attenzione su quello che è il femminicidio non solo nel mondo ma anche in Italia. L'idea è quello di fare un expo che non sia il solito, che non sia un contenitore di imprese già viste, che non sia la vetrina di un Made in Italy già preconfezionato. Un'Italia che nonostante tutto sperimenta, un'Italia che prova a investire sulle donne, che prova a investire sui giovani talenti, che prova a metterli in luce. Quello che facciamo noi come organizzatrice donne è quello di promuovere ovviamente una sperimentazione che sia di impresa femminile e ci auguriamo di avere i giusti spazi per promuovere appunto un Made in Italy fatto con un occhio etico, con un occhio green e con un occhio rosa.